Un piccolo centro in provincia di Sassari, alcuni tra i migliori scrittori di letteratura noir italiana e la leggenda di un bandito sono gli ingredienti del Festival Florinas in Giallo, l'Isola dei Misteri. Con un omaggio alla più conosciuta manifestazione di Gavoi, nasce il primo festival dedicato alla letteratura gialla in Sardegna. La location è il paese di Florinas, piccolo centro a pochi minuti da Sassari, che il 6 e il 7 novembre ha visto alternarsi incontri con autori, presentazioni di libri, reading, laboratori didattici per bambini, mostre e aperitivi letterari. La manifestazione, promossa dall'amministrazione comunale con la direzione artistica di Tecla Dozio, ha richiamato appassionati della letteratura da tutta l'isola, costruendo un originale punto d'incontro su un genere letterario di successo, capace di adattarsi a diversi media, dal cinema alla TV, dal fumetto all'audiolibro, e proprio quest'ultimo è stato uno degli interessanti temi da cui si è partiti. L'audiolibro è un mezzo per raggiungere poi l'obiettivo, e cioè ci siamo interrogati con il responsabile delle biblioteche quante persone possono fruire di un libro all'interno di una biblioteca, soprattutto per gli ipovedenti, non vedenti, ma in generale per tutti i soggetti svantaggiati, perché il discorso della accessibilità è un punto secondo me limitato. Bisogna parlare anche di usabilità, cioè la possibilità che quel bene possa essere reso fruibile, perché è inutile che io abbia tutte le opportunità di abbattimento delle barriere architettoniche per se poi dopo non fruisco del bene libro. La storia del florinese Giovanni Tolu, diventato bandito e celebrato da Enrico Costa, è stata il filo conduttore della prima giornata. Il racconto, rievocato dagli alunni delle scuole medie con carta e matita, è il tema del laboratorio dedicato al fumetto. Stiamo disegnando con i fumetti la storia di Giovanni Tolu, un bandito di Florinas. E la conoscevate? Sì, la conoscevamo, abbiamo fatto una ricerca. Giovanni Tolu era del 1800. Voleva sposare. Ma è la prima volta che fate il laboratorio di fumetti? Sì, è la prima volta. Ruggero, dai, non parlare insieme a me. Vi state divertendo? Sì, è divertente. Ma chi è il più bravo a disegnare? Io. Voi siete di Florina? Di Cargeghe. E la storia del bandito, la conoscevate? Sì, abbiamo fatto delle ricerche a scuola con le professoresse e abbiamo studiato. Poi abbiamo letto dei libri. E quindi adesso conoscete la storia, potete disegnarla a fumetti? Sì. Non è che sappiamo disegnare così bene. Cosa vi hanno spiegato in questo laboratorio? Qual è la differenza tra disegnare e basta e disegnare un fumetto? Che si mettono delle scene, delle vignette e si organizza secondo il tempo e si scrive il racconto. Siamo con Giorgia Azzeni, che è un'artista, una disegnatrice, illustratrice di libri, ed è qui a Florinas per coordinare, mi sembra, il laboratorio del fumetto. Ce ne parli un po'? Sì, l'organizzazione ci ha convocati, io faccio parte di un'associazione culturale che si chiama Fogli Volanti di Cagliari e ci ha convocati per seguire i ragazzi in un'attività laboratoriale sul fumetto. Nello specifico ci hanno chiesto di lavorare con i ragazzi su una storia, che è una storia di un personaggio molto famoso a Florinas e quindi emblematico per la cittadinanza, che è il bandito Giovanni Tolu, la cui storia è stata raccontata dallo storico Enrico Costa e pubblicata da Eliso, quindi nota ai più. I ragazzi che hanno avuto un'infarinatura insomma in classe, quindi con i docenti, hanno conoscenza di questa leggenda, che poi è una storia vera, e oggi si sono cimentati nella realizzazione di una storia a fumetti. Lavorare con il fumetto e lavorare con le storie in questo modo, con le immagini, è un modo per assorbire, cioè interiorizzare le storie e far capire agli altri che cosa si è appreso di questo, in maniera spontanea. E niente, i ragazzi credo si siano divertiti, anche se poi la giornata è unica e quindi non abbiamo potuto portare a termine in maniera completa le tavole. Tu che scena stai disegnando? Sto disegnando la scena di quando Giovanni Tolu aggredisce il prete della sua città. E che cosa è successo? Raccontaci un po'. Allora il prete non voleva far sposare Maria e Giovanni Tolu, perché forse poteva anche essere la figlia.
Letizia Fadda, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Florinas. Il valore dell'attività di oggi, dei laboratori? I ragazzi ritengo sia fondamentale vengano coinvolti nell'acquisire sia competenze specifiche, appunto fumetto, espressività personale, ma soprattutto potenziare quello che è la conoscenza della loro storia, delle loro tradizioni che li circondano e che spesso e volentieri non conoscono. Siamo con Daniele che sta insegnando a questa classe della scuola media di Florinas, diciamo un po' le basi del fumetto. Sì, siamo partiti proprio dall'inizio, da che cos'è un fumetto, da come si fa, molto velocemente perché abbiamo poco tempo. Abbiamo suddiviso il lavoro in alcuni step, proprio per inquadrare, focalizzare l'attenzione sui momenti cruciali della creazione di una storia. Abbiamo visto come si può mettere anche in scena, su carta naturalmente, questa storia, e abbiamo cercato di individuare il modo più congruo per il poco tempo che abbiamo a disposizione. Quindi utilizzeremo una griglia molto semplice, per intenderci la suddivisione in vignette che può avere una pagina di un giornalino di Diabolic, che è quella più semplice, che ha 2 o 3 vignette per ogni pagina. E i ragazzi adesso stanno scrivendo il loro soggetto, cioè la trama in sintesi della storia, che poi andranno a sceneggiare e a mettere su tavola in matite, poi non so, in pennarelli, quando e se ci sarà il momento, il modo di farlo. La figura di Giovanni Tolu e la sua vicenda fanno parte della storia popolare e per questo motivo ne esistono più versioni. La ricerca della verità passa per i luoghi in cui i fatti si sono svolti, le strade di Florinas. Questa è una di quelle strade, il borgo del paese, che ha dato l'inizio a quella storia di banditismo. Lui praticamente abitava in questa via e quindi da qua poi è iniziata tutta la sua storia. Qua ha inseguito il suo eterno rivale, che era Prete Pitui, e l'ha inseguito per una cinquantina di metri, dove poi l'ha affrontato. E quindi è un po' il punto di partenza della sua storia, della sua storia di banditismo e di quello che poi è stato nella sua vita. 30 anni alla macchia e poi continueremo qua su questa via, dove vedremo appunto il punto esatto dove ha attaccato il prete, dopo che la sua pistola ha fatto cilecca per 3 volte, come la storia ci insegna. Purtroppo ai tempi neanche io c'ero. Quindi Giovanni Tolu abitava in questa strada che ha un nome particolare, aveva un nome particolare? Sì, noi la chiamiamo un po' Siltrintaghino Bessidi, almeno nel nostro paese, sì. Io ho Benedetto Cairoli. Sicuramente ai tempi, nel 1850, quando è successo tutto, la via non era così, era molto diverso. Comunque ci immedesimiamo in quello che poteva essere allora. Ci troviamo nel luogo in cui il bandito Giovanni Tolu avrebbe aggredito il parroco di Florinas, stiamo parlando circa del 1850, e giallo nel giallo abbiamo 2 versioni, una versione che si rifà al libro di Enrico Costa e una versione diciamo più popolare, più paesana, dove praticamente qualcuno allora diceva che Giovanni Tolu avesse appunto in primis cercato con la sua pistola di sparare padre Pitui e dopodiché la sua pistola, che allora gli ha fatto cilecca per 3 volte, appunto ha malmenato, come si può dire, il padre Pitui con il cane della sua pistola. E qualcuno allora diceva, ma è solo una leggenda, che Giovanni Tolu avesse buttato giù da questo muro il padre Pitui, ma questo non è, perché comunque la vera versione è quella di Enrico Costa, dove Giovanni Tolu appunto l'ha aggredito e l'ha lasciato esanime qua a terra, in questa parte del paese, in questo punto, dove appunto poi è stata incisa una croce sul muro per appunto simboleggiare l'avvenuto attacco al prete. E niente, e poi quella è stata l'ultima volta in cui si è visto qua, nel senso che poi si è dato al banditismo, anche se
Florina se l'ha sempre accolto bene e è sempre stato ben voluto dai florinesi nonostante questo, perché era una bravissima persona. Ma la croce è stata incisa proprio da Giovanni Tolu, successivamente, dopo i fatti? Sì, non abbiamo esatta concezione di questo, nel senso che parliamo del 1800, quindi, però si dice appunto che sia stata incisa da lui in un diverso momento, o comunque da qualcuno che l'ha fatto per lui, ecco. Giovanni Tolu era un uomo. Perché cosa vuol dire un uomo? Avere una famiglia, avere dei figli. E là già lei aspettava una bambina, non si sapeva ancora che era una bambina, era già incinta di 1 mese, 2 mesi. Quando tornò a casa, lei non c'era più. L'avevano portata via. Avevano convinto i genitori a portarla via. Allora il disperato Giovanni andò dove la nascondevano, cercando di parlarle, ma degli sgherri glielo impedivano. Lui non era un violento, non voleva causare morte, non voleva sparare, non voleva uccidere, voleva solo la sua moglie, l'oggetto del suo amore, sua moglie, e cercava di parlarle, ma non glielo permettevano, cercava di parlare con Don Pitù, ma non gli permettevano di parlare neppure con lui. Era disperato, si girava per la strada come un disperato, e le persone quando vedono una persona disperata, vai, sempre la stessa persona che prima dicevano tutti uguale. Beh, insomma, lui cominciò a non trovare più senso nella vita. E così passava di ovile in ovile, disperato, malinconico. E quel silenzio che l'amore è, era come un macigno che gli faceva fremere il cuore. Quanto può far male l'amore quando viene negato. Allora un giorno lui vede Don Pitù salire verso un romitorio e fu il caso a farglielo incontrare e lo vide passare e si gettò verso di lui e disse: Don Pitù! Don Pitù cercava di non incontrarlo. Don Pitù, io voglio parlare, dovete parlarmi! Don Pitù cercava di non parlargli. Fermo! Perché mi avete fatto questo? Perché? Fatemi andare via! Lo spinse, lo toccò nel petto per farsi strada. Lui non ci vide più, come lo toccò nel petto per spingerlo, andò su tutte le furie, cominciò a picchiarlo, a buttarlo per terra, a prenderlo a pugni e a calci, a malapena glielo strapparono di dosso. Ma per lui la vita in paese era finita. Fuggì tutta la notte, sì, non ci fece trovare, lo cercarono, poi di notte scese, prese i fucili e andò via, andò e si nascose. Siamo con Gianluca Medas che ha appena incantato il pubblico di Florinas con la sua narrazione della storia di Giovanni Tolu, che lui non vuole chiamare bandito. No, perché la parola bandito mi riporta a un romanticismo che non c'era. Era un uomo che ha fatto delle scelte, anche se voi troppo forti, molto forti, ma è stato un uomo sempre onesto con se stesso. Certo, non si uccide, noi non stiamo giustificando gli omicidi, però era un uomo braccato. Cosa doveva fare? Quella Sardegna era una Sardegna profondamente nell'illegalità, per cui lui agiva nell'illegalità esattamente come tutti gli altri, per cui non me la sento di chiamarlo bandito, era un uomo. Una cosa che mi ha colpito molto è che lei ha citato Gian Maria Angioy e ha detto praticamente che i sardi per emanciparsi devono conoscere la storia. Non è tristemente attuale questa cosa? Ahimè sì. Ma come facciamo noi a vincere questo momento nel quale l'Europa intera sta preferendo l'euro all'europeo, cioè l'economia alla persona, nell'unico modo possibile, attraverso la conoscenza delle cose, delle leggi, della cultura. La cultura ancora oggi è una risposta, ma io parlo di cultura di base. Noi dobbiamo risvegliarci con festival come questi, cioè nei piccoli luoghi, cioè le città, Cagliari, Sassari, ormai non sono più luoghi di cultura, sono luoghi di eventi. La cultura noi dobbiamo rifarla nel territorio, quindi soltanto attraverso questa forma di ricerca personale noi possiamo veramente cambiare il nostro destino. È quello che un po' fa lei con Sentido? Sì, che è quello che ho avuto la fortuna di fare con questa trasmissione fortunata, sì. Dove lei intervista gli anziani per recuperare la memoria storica. Ed è una cosa straordinaria perché questi signori mi hanno insegnato quasi tutto quello che so, veramente. A parte la cultura umanistica che tu incontri studiando, ma c'è una saggezza che se tu non te la vai a trovare nella memoria popolare, la perdi. Quindi non c'è cultura senza radici? Assolutamente. La radice è tutto. La radice è come la canna del maiale, non si butta nulla.